Ciao a tutti, siamo alle radici dell'indipendentismo. Oggi vi parlerò della storia e della cultura della Sardegna. La storia e la cultura della Sardegna sono importanti per un percorso di consapevolezza. Abbiamo avuto il piacere di leggere i testi storici scritti dal professor Francesco Casula di Cabras, Francesco Cesare Casula di Cabras, anche se le conclusioni che trae, le conclusioni politiche, non ci soddisfano appieno, perché lui ci vede ancora come membri dello Stato italiano, mentre noi siamo un'altra cosa e vogliamo riconquistare la nostra indipendenza, la nostra libertà e la nostra statualità perduta quel maledetto 27 novembre del 1847, quando con un odioso e falso plebiscito l'arcivescovo di Cagliari, i funzionari piemontesi e la classe colta isolana venduta ai nuovi padroni ha fatto sì che i rappresentanti degli stamenti del Regnum Sardinie dell'antico Parlamento dello Stato sardo rinunciassero ai privilegi, alle antiche costituzioni della nostra isola e alle garanzie di autonomia e di libertà della nostra patria, che consegnarono nelle mani del re, così che in un sublime istante rinunciarono e trasformarono la nostra isola in una colonia e in una terra lontana dall'Italia. Noi siamo una terra diversa dall'Italia. Voi pensate che l'Italia ha come acque territoriali, si estende con le acque territoriali per 13 miglia. Noi ci troviamo circondati dal mare internazionale e la parte più lontana della Sardegna dall'Italia dista 500 miglia marine e la parte più vicina 200 miglia marine, il che dimostra che noi non siamo assolutamente Italia, non siamo la terra dei vittuli, degli allevatori di vitelli come sono gli italiani. Noi siamo la Sardegna. Noi eravamo uno Stato sino al 27 novembre del 1847 e dobbiamo recuperare, perché è un dovere storico che noi abbiamo, recuperare la nostra totalità, ricostituire lo Stato sardo, uno Stato sardo sovrano, libero e democratico, indipendente nel bacino mediterraneo occidentale. Ciao, per oggi ho finito. Vi parlerò nella prossima puntata di lingua sarda.